Villa Morosini, poi Luccheschi, e le prime testimonianze le abbiamo a metà del 600. A metà del 600 c'è la prima edificazione della villa da parte dei nobili Sarmede, che è una famiglia qui di Serravalle. E in realtà abbiamo visto da quadri d'epoca che la villa all'epoca aveva solo la parte centrale, si vede la parte centrale, la chiesetta che ancora abbiamo dietro e il vialone. E nella metà del Settecento la villa viene poi acquistata dai Morosini, che è una famiglia di Venezia, una delle più grandi di Venezia, insieme ci sono Morosini, Mocenigo, Grimani. Ecco, un ramo della famiglia Morosini si stabilisce qui. E diciamo tra cavallo tra 700 e 800 con Domenico Morosini. Domenico Morosini vive un po' il passaggio dalla Repubblica di Venezia alla caduta di Venezia e poi all'impero asburgico, passando per i francesi. E Domenico Morosini è quello che forse fa prendere le forme, quelle che sono le forme attuali della villa. Questa infatti è la tipica villa veneta di fine Settecento, cioè la fine della villa veneta. La villa veneta diventa grande. Le ville venete a grandi linee nascono a fine 400, fine 400 si incomincia un po' a vivere la campagna, però le vediamo ancora con le torri, abbiamo ancora testimonianze qui anche nella zona di ville ancora con la paura naturalmente che dalla campagna arrivasse qualcuno. La Pax veneziana fa sì che invece la campagna veneta venga vissuta di più. John Ruskin dirà che in realtà inizia la decadenza di Venezia, perché i veneziani non vanno più a rischiare la vita in Oriente, in mare, coi turchi, ma si stabiliscono nella terraferma. Ecco, prima le ville venete, le prime, vediamo il Palladio, sono più piccole, è un po' il palazzo veneziano che viene trasferito nel territorio, e nel Settecento forse la moda anche delle grandi regge, su volumi molto più piccoli, però è la villa ampia, grande. Le ville venete questo sempre hanno una parte architettonica importante, più o meno importante, e poi però anche una parte pratica che sono le adiacenze, le barchesse. Le barchesse servono in realtà come proprio luogo di lavoro, vengono messi i prodotti dell'agricoltura e tutti i materiali che servono alle coltivazioni. E ecco, la villa nell'Ottocento viene comunque messa a posto, vengono ampliati e passa poi ai Luccheschi negli anni 20. Con gli anni 20 si estingue l'ultimo Morosini, che morirà in Inghilterra, e passa poi a mio bisnonno, a mio nonno e di conseguenza a noi. La villa appunto, abbiamo questo corpo centrale e poi c'è un giardino dietro che però purtroppo una decina di anni fa era tutto all'italiana e i bossi sono morti e abbiamo dovuto eliminarli. E purtroppo sono con dimensioni molto grandi, quindi ha una notevole manutenzione. Sono ambienti estremamente delicati, cioè noi vediamo che se ci dimentichiamo di andare in qualche posto dove non ci andiamo per 6 mesi, paradossalmente incomincia la muffa, la perdita d'acqua, eccetera. È un problema un po' di tutte le ville venete, di tutte le dimore italiane, è la manutenzione. La manutenzione è proprio, pur essendo in pietra, è una cosa molto delicata e ci vuole passione, insomma. Poi la villa ha anche una parte molto importante storica nel 17-18, cioè con Caporetto, qui arrivano gli austriaci, e gli austriaci qui stabiliscono un comando e qui in questo comando verrà poi fondata l'aviazione austriaca. E quindi dal 17 al 18, anche perché qui intorno è famosa questa zona perché era piena di aeroporti. Gli aeroporti non era la prima linea del Piave, era un po' la seconda linea del Piave, e da qui poi partivano gli aerei ovviamente per colpire gli italiani.